Eravamo impiegati in un addestramento sci alpinistico nella zona dei Cadini di Misurina e mentre stavamo arrivando su in Forcella abbiamo assistito a questo distacco della meringa sommitale che c'era in Forcella, che ha travolto due sci alpinisti che stavano salendo. E immediatamente siamo intervenuti, abbiamo dato l'allarme al 118, con la ricerca ARVA siamo riusciti a localizzare tutti e due. Uno era parzialmente sepolto, l'altro era completamente sepolto, siamo riusciti a disseppellirlo e dopo, grazie al tempestivo intervento dell'elisoccorso, siamo riusciti a portarlo a valle e adesso è in ospedale, insomma, in buone condizioni. Il militare parla al maschile di quanto accaduto sulla Forcella della Neve nel gruppo dei Cadini di Misurina delle Dolomiti Orientali, ma la persona portata da un elicottero dell'ULSS 1 Dolomiti a Belluno, dove si trova in buone condizioni generali, è una quindicenne friulana che faceva parte del gruppo i cui illesi abbiamo visto allontanarsi a bordo del mezzo del Carnia Arena International Biathlon Center di Piani Ruzza Forneavoltri, gruppo riportato alla base dall'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Vuoi il caso, vuoi la fortuna, vedi la tabella fornitaci dal soccorso alpino per definire i tempi di sopravvivenza sotto la neve o un angelo custode, ma proprio in quel momento, verso mezzogiorno, una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Oronzo di Cadore stava facendo un'esercitazione. Sono intervenuti quindi immediatamente con la competenza necessaria e la disponibilità dei mezzi indispensabili. Abbiamo fatto la bonifica con l'ARVA, non c'era nessun altro, quindi due sci alpinisti. Un caso la presenza dei militari, un caso purtroppo quanto accaduto, perché luogo e condizioni meteo, ci viene detto, erano considerati sicuri, sebbene l'ultimo bollettino neve valanghe dell'ARPAV riportasse pericolo di grado 4. È stata proprio una fatalità, perché quella meringa lì è lì da tutto l'inverno, le condizioni dei pendii sono comunque sicure, la gita era sicura, la casualità che si sia proprio distaccata questo blocco di neve ha travolto gli unici due sci alpinisti che erano sulla traiettoria.